Volevamo stupirvi con effetti speciali, ologrammi digitali ed ultimi ritrovati di tecnica e tecnologia. Ma con questi due qua. Guardalo, ma sta parlando di noi? Sì. Ridi, che magari non mi picca. Qui le prove si complicano e nonostante la gran botta di fortuna con cui avete passato la prova precedente, questa volta conteranno le dimensioni. Dovrete pescare le carpe. Sì, ma non nel metodo classico, con la bolognese. Non mi aspetto grandi cose da voi, quindi andrà bene qualsiasi cosa che abbia le squame nuoti nell'acqua. E allora io prenderò una sirena gnocchi come tettone. Faccia ridere anche me per cortesia e ripeta se ha coraggio quello che stava dicendo. Ho detto che io prenderò una bella sirena. E l'unica sirena che riuscirà a vedere sarà quella dell'ambulanza che arriverà tra poco. Marchesa, per cortesia, sa cosa fare. Sono ormai 10 giorni che piove e oggi è domenica e c'è il sole, stranamente. Però i fiumi sono impraticabili, non abbiamo grosse alternative di pesca e quindi ci dirigiamo verso lo spot preferito dai pescatori della domenica, quali noi siamo, il laghetto sportivo. Ciao Fabiano. Ciao. Allora, tu sei uno dei gestori di questo simpaticissimo lago, devo dire veramente Sì. divertente. Allora, dici qualcosa di questo lago. Ma allora noi ci abbiamo in gestione dal 1989 e da allora facciamo questa pesca sportiva. La nostra prima tappa dunque è al Battello del Lago per fare il permesso di pesca. La prima volta che si pesca qui al lago di Cordovado ci si iscrive come soci e poi si paga il permesso giornaliero che varia a seconda del tipo di pesca che vogliamo fare. Possiamo scegliere infatti di pescare per trattenere il pescato, che si pagherà tanto il chilo, o possiamo scegliere di pescare no kill. La scelta per noi è ovvia e quindi ecco qui il nostro permesso di rilasciare il pesce. Tempo di farci dare qualche dritta da Fabiano per postazione e azioni di pesca e ci dirigiamo verso il nostro spot per iniziare a preparare attrezzatura, esche e pastura. Ma a me sembra di essere arrivato nel Sancta Sanctorum dei laghetti a pagamento. È una cosa oscena, è pieno di bass a pelo d'acqua, è pieno di carpe che bollano. Sembra bene, ma tanto bene, non siamo abituati ai cappotti noi. Il target di oggi
sostanzialmente è la pesca alla carpa a bolognese. Per fare questo noi utilizziamo delle bolognesi da 7 metri. Io preferisco una bolognese ad azione morbida. Il pregio è quello di riuscire a combattere il pesce in maniera più comoda, soprattutto nel sottoriva. Mark invece pescherà con una canna ad azione rigida. La peculiarità della canna ad azione rigida è soprattutto quello di avere maggiore reazione nel tempo di ferrata. Una montatura molto semplice, galleggiante da 1,5 grammi, una torpille da 1 grammo e qualche pallino a completare la taratura. Pescheremo sostanzialmente sul fondo, quindi dovremo misurare bene qui davanti lo spot su che profondità agiremo. Inizieremo con una abbondante pasturazione a base di mais e pescheremo col mais. Grande Marche, ma adesso tocca a me. E mentre cerco di portare a guadino questa simpatica baffona, vi spiego il mio modo di gestire la situazione. Quando si pesca carpe con questo approccio, con questa attrezzatura, per me è importante capire velocemente che preda ho attaccata alla mia esile lenza. Anche le carpe più piccoline, infatti, quando partono di brutto, come le loro colleghe d'Italia. Nella prima fase dobbiamo quindi studiare la nostra avversaria. Dobbiamo cercare di portarla a galla almeno un po', se ce lo permette, per capire la stazza e poi decidere il da farsi, se forzare un po' di più o trattare il pesce in modo più cauto. Ed ecco a guadino la mia prima cattura. Slamarla con la meta del 16 senza ardiglione che usiamo è davvero semplice, ma... povera carpa, qualcuno prima di noi deve averla massacrata per bene. Bisogna sempre ricordare di portare a pesca anche la testa. Questi pesci non sono di serie B solo perché si trovano qui. Passano veramente pochissimi minuti che di nuovo Mark è in prima linea. Però così è troppo facile, dai. Qui bisogna alzare il livello di difficoltà. Siccome è troppo facile, ci vogliono degli elementi di disturbo. Dai, le porti arriva sta carpa, dai, su. È una carpa che si è montata la testa, è questa. Questa è una carpetta già più interessante, presa per la pinna, quindi tirava un po' di più, però una bella specchia, dai. Ripassino della giornata di oggi. Prendiamo un po' di mais, una manciatina, 10 metri lontano da riva, lanciamo dove abbiamo pasturato, oh, ciccata!
Ma che profondità troviamo qui all'interno del lago? Allora, come profondità media, diciamo a 7-8 metri da riva, tiro di bolognese, abbiamo 5-6 metri d'acqua in alcuni punti, in altri invece possiamo andare anche dagli 8-9, in alcuni punti anche 10 metri d'acqua, con un fondale abbastanza sia melmoso che di ghiaia, quindi si può giocare su queste due cose con molti scalini e bene o male a tiro di bolognese è la cosa migliore, la pesca migliore da fare. Sì. Devo dire che a tiro di bolognese ci si diverte molto, si sì, diverte anche con molto. poco. Sì. E abbiamo provato fino adesso con bolognese, col mais, abbiamo cominciato a pescare pescando sul fondo, Ok. però non è andata benissimo, quindi ci siamo alzati di mezzo metro e hanno cominciato a mangiare, Sì, dopodiché sì. pian pianino abbiamo cominciato a salire, hanno continuato a mangiare, adesso siamo quasi a 3 metri di altezza che ok, peschiamo, proprio quindi alte. sono alte. Volendo puoi anche riuscire a fare di più, proprio filo d'acqua, poco mais continuo, ne vedi veramente molte, anche grosse, soprattutto a galla si alza la taglia. Bene, grande consiglio. Sì, quello sì. E abbiamo preso una bella specchi, Sì. una bella specchi adesso ipotizzo sui 4,5 kg, 5 kg, ok? Però molto carino, devo Sì, dire. diciamo la taglia media varia dai 2 kg fino ai 5, 6, 7, la media. Poi ci sono degli esemplari che vanno dai 10 fino ai 15 kg. Bene. Quindi sì, c'è una bella media, un bel range di pesca. Bene. E però qui ci sono anche altri pesciolini. Sì, ci sono diversi. Ho pesciolini. visto tanti black bass a riva, Ci imbarazzanti sono- anche quelli, veramente. Ce n'è. Ce n'è uno lì sotto adesso, mamma mia, veramente vergognoso. quell'anchiletto, dai. Sì. Sì, E ci sono però- diversi. Ci sono pesci gatto. Sì, ci sono pesce gatti anche di modesta taglia, dai 10, 15 anche 20 kg hanno preso. Beh, quella è Sì, bolognese. Una buona bolognese. Una buona bolognese. dai. Sì. Poi ci sono luci, diversi esemplari di luci, molto difficili da prendere perché essendo molto pressati sono molto furbi. Ci sono persi cireali, temuli russi, carpe appunto, amur, e poi cosa c'è di bello? Questo persicisole, persicisole, persicereali, uno persicereali, l'abbiamo preso. ce n'è, sì. Come trattare un pesce di queste dimensioni con la bolognese? Ovviamente la frizione deve essere tarata giusta. All'inizio la teniamo abbastanza aperta perché non sappiamo le dimensioni del pesce, quindi la lasciamo tranquillamente andare. Eventualmente se è troppo aperta la controlliamo in questo modo con il dito, con la mano, in modo da capire e se serve lasciamo andare un po' di più. Poi quando siamo un po' più sicuri delle dimensioni della stazza del pesce che abbiamo in canna, allora tariamo di conseguenza la frizione e magari la chiudiamo un po' di più. Bisogna capire intanto con che bestia si sta combattendo.
in ogni lago dove si va bisogna sempre stare attenti al regolamento, Sì. perché il regolamento cambia da lago. Da lago a lago, sì. Nel vostro parco, nel vostro lago, quali sono le cose che assolutamente un pescatore deve sapere? Allora, come prima cosa, l'amo senza diglione, appunto per rispetto del pesce, perché Ottima quando si tira via l'amo evitiamo di strappargli il pezzettino di carne che Esatto. su di dai un pezzettino diventa un buco, ecco. E come seconda cosa il materassino, che per È già quindi qualcosa. evitare molto stress, evitare che il pesce si gratti, evitare tantissime cose, che è una delle cose più importanti a mio avviso. Vero. E utilizzare il guadino per Assolutamente, tirare sul sempre. pesce e appoggiarlo sempre il materassino, e dopo chi ha più mano, chi ha più maneggevolezza, anche smollare il pesce dal guadino direttamente dall'acqua sarebbe la cosa. Il top. Sì, veramente. Bene? Soddisfatti? Soddisfatti. Ok. E bravo Marche, finalmente una quasi cuoio veramente carina. E arrivati ormai in zona Cesarini, tra caldo e stanchezza, ora è di nuovo il mio turno, perché sulla canna è scata con il verme e che avevo abbandonato con la frizione aperta, tutto ad un tratto è partito qualcosa a razzo, e sono proprio curioso di vedere che cosa ha avuto il coraggio di sfidare questa combricola di pescatori della domenica, perché ho ancora un languorino da sistemare, ma la mia non è proprio fame, è piuttosto voglia di qualcosa di estremamente baffuto. La nostra pescata della domenica volge al termine, amici, e ritorniamo dal buon Fabiano per consegnare il nostro pass e berci finalmente una bella birra fresca, oggi davvero meritata.